Ci troviamo davanti alla parrocchia di San Calogero perché ormai si avvicina il periodo in cui inizierà la novena, venerdì inizierà appunto la novena in onore di San Calogero e quest'anno abbiamo tante iniziative, non solo dal punto di vista religioso ma anche per quanto riguarda il comitato. Dal punto di vista religioso avremo le Sante Messe a partire da venerdì fino al 3 con la novena, saranno invitati anche alcuni sacerdoti che hanno dato la disponibilità e poi la parte quella diciamo così più organizzativa a livello del comitato, che è giusto che la dica uno dei responsabili del comitato di San Calogero 2024, il signor Giovanni Giglia. Niente, quest'anno abbiamo voluto intitolare la festa di San Calogero tra storia, fede e tradizione. Fede perché tra le celebrazioni eucaristiche, tra processione, adorazione e catechesi vogliamo dare il vero senso di San Calogero. E la storia la vivremo attraverso una mostra fotografica che ci racconta il passato, ci fa vivere il presente e guardando con entusiasmo al futuro. Le tradizioni abbiamo visto dai diari del barone Antonio Mendola che questa festa, che è stata festeggiata alla prima domenica di agosto, era chiamata la festa del scialacore perché era una festa dove i pavaresi mangiavano il gelato e poi i dolci tipici nostri che sono a base di mandorla e pistacchio, e quindi per questo abbiamo voluto realizzare una mostra fotografica dove c'era tutta la filiera del mandorlo, pistacchio e del gelato, ma è anche vero che facciamo dei laboratori didattici non solo per i ragazzi ma anche per i grandi. Ci saranno delle dimostrazioni dei prodotti tipici nostri del pistacchio, del gelato e della mandorla, e però dobbiamo capire che è festa, ma è festa se non c'è spettacolo, quindi abbiamo inserito dei momenti di spettacolo. Partiamo con domenica giorno 28 con danza in largo San Calogero, ci saranno pure un triangolare di calcio che partecipa la parrocchia San Calogero, la parrocchia di San Giuseppe Artigiano e la Casa Betania. Ci saranno i fuochi d'artificio, ci sarà una serata dedicata a cabaret e poi concludiamo questo programma di spettacolo con il lunedì giorno 5 di agosto, scusate, il 5 di agosto in piazza Cavour con Angelo Famao in un concerto evento. Quest'anno abbiamo voluto realizzare una brochure dove all'interno ci sono diversi articoli dove si parla sulla fede, la tradizione e storia di San Calogero, e si parlerà anche sul colore vero di San Calogero perché in molti paesi è di colore nero, gli altri di colore bianco, e c'è un bell'articolo dove si spiega il detto San Calò Mane Carosi, oppure c'è un altro detto molto favarese per dire che c'è molta folla e si dice chi c'è San Calò, per dire che questo santo è molto venerato e rispettato dai fedeli di Favara. Vi aspetto numerosi e vi invito a partecipare a tutti gli eventi sia religiosi che di intrattenimento. Viva San Calogero! Viva San Calogero!